8 vittime della strada tra sabato e domenica, 8 persone, genitori, figli, amici, compagni che non sono tornati a casa dei propri cari, morti tra le lamiere delle automobili, uscite autonome di strada, scontri tra veicoli. È un bilancio drammatico quello che il Veneto sta affrontando nei primi giorni dell'anno, in un bilancio che è già pieno di dolore, soprattutto dopo un anno di sangue come il 2022, con 230 decessi sull'asfalto, tanti, davvero troppi. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 17 gennaio 2023. La prima notizia del giorno riguarda il weekend nero sulle strade venete, 8 morti negli schianti in sole 36 ore. Questo è il titolo della notizia sul Corriere del Veneto di oggi. Le tragedie, si tratta di uscite autonome di strada, ovvero macchine che appunto escono perdendo il controllo dalla carreggiata. Ci sono stati anche scontri frontali, un commerciante è stato investito, un motociclista ha sbandato tornando a casa. E ieri invece l'autostrada A13 è stata chiusa per ore in seguito al rovesciamento di un pullman appunto in autostrada. È stata sfiorata la strage, feriti 9 passeggeri. A bordo c'erano 60 persone dirette in Romania. L'incidente nei pressi dello svincolo di Padova Est, l'ipotesi è quella che la causa sia stata l'eccessiva velocità del mezzo. Sempre sul Corriere del Veneto c'è il racconto di questo nuovo incidente. Il bus si è inclinato, in pochi istanti siamo precipitati a terra attraverso i finestrini rotti, racconta un testimone, un passeggero di questo pullman. In ogni caso il bilancio appunto di questi primi giorni dell'anno per quanto riguarda gli incidenti sulle strade del Veneto è davvero preoccupante, è tragico. Le ultime appunto 36 ore del fine settimana appena trascorso riempiono le cronache con questi 8 morti. La sicurezza stradale quindi torna subito ad essere un tema centrale all'inizio di questo 2023 e a rischiare di più sulla strada naturalmente è chi sulla strada lavora, come ad esempio i rider. Un fenomeno, quello delle consegne a domicilio, un lavoro a cui il Corriere del Veneto sempre dedica un'altra pagina, un'intera paginata che si apre con la denuncia di un ex consigliere regionale, un ex assessore di Verona che dice su Facebook che non si rivolgerà mai più alle piattaforme di consegna a domicilio del cibo. Dice: i rider sono sfruttati, non chiederò mai più una consegna a casa sulle piattaforme. Allora leggiamo la notizia: quei 50 chilometri per portare 2 panini. Siamo a Verona, la denuncia appunto di Andrea Bassi, questo è il nome dell'ex assessore. Su Facebook quel ragazzo ha corso per 2 ore e mezza senza fanale, rischio enorme. E appunto dice l'ex assessore: per motivi etici non utilizzerò mai più questo tipo di consegne perché non voglio contribuire a finanziare il sistema delle multinazionali di sfruttamento del lavoro. La vicenda in breve: giovedì scorso di sera un giovane rider avrebbe percorso una 50ina di chilometri in bicicletta tra Verona e Bussolengo per consegnare degli hot dog ad Andrea Bassi, appunto ex consigliere regionale della Lega e poi di Fratelli d'Italia. L'uomo ha ordinato i panini a Deliveroo alle 18:50, la ricostruzione appunto, il racconto dello stesso Bassi sui social riportato dal Corriere del Veneto di oggi. Si è visto consegnare alle 21:30 appunto i panini. Quando ha chiesto lumi al rider, ha saputo la verità, Bassi ha deciso di rendere pubblico l'episodio con un post su Facebook, appunto raccontando questa storia allucinante di 50 chilometri percorsi da un rider di Deliveroo per consegnare 2 hot dog, qualcosa
veramente difficile da comprendere, ma il fenomeno appunto va compreso. Il Corriere del Veneto cerca di mettere in fila qualche dato e ricostruire il quadro. In Veneto pedalano 3.000 rider tra immigrati e studenti. La paga, dice la CGIL, varia tra i 2 e i 9 euro l'ora, ma è rara l'applicazione del contratto e spesso sono gli stessi rider appunto a accettare o a cercare condizioni che appunto non prevedano un contratto di lavoro che riconosca la tipologia di lavoro subordinato. La CGIL appunto sta svolgendo incontri nelle 7 province del Veneto nel tentativo di sindacalizzare i rider. È un lavoro molto difficile perché sono in pochi appunto a chiedere aiuto, questo secondo il sindacato. I rider sono quasi tutti uomini, il 97% secondo i dati pubblicati dal Corriere del Veneto, quasi tutti sotto i 30 anni. Al nord si tratta prevalentemente di immigrati di origine africana e di studenti, al sud invece prevalentemente italiani disoccupati. 1,8 miliardi di euro è il giro d'affari legato al food delivery che la pandemia da Covid-19 ha fatto aumentare di circa il 100%, quindi raddoppiato durante la pandemia il giro d'affari per il food delivery. Nel 2019 infatti si fermava a 800 milioni di euro. Insomma, è un vero e proprio business, e un business nel quale le multinazionali, le piattaforme della consegna a domicilio si sono inserite da qualche anno e stanno realizzando guadagni davvero rilevanti. Tutto questo sulla pelle, sulle gambe e sui pedali delle bici dei rider, che vivono situazioni di sfruttamento anche assurde come quella denunciata appunto dall'ex consigliere regionale di Verona Andrea Bassi. Ora voltiamo pagina e parliamo invece dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. La notizia sui quotidiani del gruppo GEDI riguarda appunto le Olimpiadi invernali 2026, giochi a ostacoli. Parliamo della Fondazione Milano Cortina. Salvini apre all'idea di Torino. Il ministro indica come un'opportunità l'allargamento all'intero arco alpino, e allora il governo per la prima volta ufficialmente apre al Piemonte e lo fa con il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Avere un piano B è fondamentale, ha detto Salvini, quindi oggi porterò al tavolo della cabina di regia sulle Olimpiadi in Regione Lombardia il fatto che c'è un piano B, e questo l'ha detto ieri mattina a margine di un convegno dell'ANCE, dell'Associazione Nazionale dei Costruttori. È importante che ci sia. Ieri pomeriggio però parrebbe che Salvini non abbia presentato questo piano B, almeno così dice Gianluca Lorenzi, sindaco di Cortina, presente tra gli altri con il presidente del Veneto Luca Zaia. Però l'idea che le gare di pattinaggio di velocità si spostino dall'impianto trentino di Baselega di Pinè a Torino è più che un'ipotesi. La provincia di Trento deciderà in questi giorni, probabilmente il 20, se procedere con la copertura della pista di una 60 di milioni di euro, e sulla possibilità che il Piemonte entri nella fondazione Salvini aggiunge: devo parlare con Lombardia e Veneto e con Milano Cortina. Ho incontrato la settimana scorsa il presidente del Piemonte Cirio e il sindaco di Torino Lorusso, sono a disposizione. Insomma, poi l'articolo sui quotidiani del gruppo GEDI procede, ma insomma la notizia è questa, quella di un'apertura del governo all'ipotesi di un allargamento delle Olimpiadi invernali 2026 anche al Piemonte. La notizia anche sul Corriere del Veneto di oggi: Milano Cortina, giochi, allarme di Salvini sui tempi, dice bisogna correre, e Torino torna in partita. Zaia annuncia anche che l'appalto per la nuova pista da bob sarebbe imminente. Questo quanto emerge dalla cabina di regia delle Olimpiadi, con il ministro appunto alle infrastrutture Salvini e da remoto il ministro allo sport Noi invece chiudiamo la rassegna stampa di oggi
con una notizia flash da Rovigo. Spari alla professoressa appunto dell'ITIS Viola Marchesini di Rovigo, ora indaga il ministro. Valditara ha convocato la dirigente scolastica dell'ITIS, bisogna ripristinare nelle classi la cultura del rispetto, ha detto il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che appunto ha telefonato a Isabella Sgarbi, preside dell'ITIS Viola Marchesini di Rovigo, la scuola dove alcuni ragazzi hanno sparato a una professoressa con una pistola ad aria compressa, colpendola a un occhio e alla testa con dei pallini di gomma. Il ministro, spiega una nota, ha voluto inizialmente esprimere la propria solidarietà e la propria vicinanza alla professoressa Maria Cristina Finatti e all'intero corpo docente per il gravissimo episodio subito. Ha quindi convocato la preside al Ministero per martedì 24 gennaio chiedendole una relazione ufficiale dettagliata dei fatti, del contesto in cui sono maturati e della partecipazione dei genitori al percorso educativo. Questo prima di prendere decisioni conseguenti sulla vicenda. Ricordiamo che l'insegnante appunto di scienze e biologia 3 mesi fa era comparsa in un video girato dai suoi studenti che la riprendevano mentre altri della classe le sparavano durante la lezione con una pistola ad aria compressa. Dopo aver riflettuto a lungo, la prof ha deciso che non saranno solo i provvedimenti disciplinari a definire il profilo di gravità dell'accaduto, perché infatti la docente ha denunciato tutti i 24 studenti di quella classe prima per i reati di lesioni personali, oltraggio a pubblico ufficiale, diffamazione a mezzo social e atti persecutori. Tutto questo nella notizia appunto di oggi sui quotidiani del gruppo Gedi. E per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.